Iniziare quanto prima perché comincia la diretta streaming adesso, è così c'è la gente che si collega da casa, se no vede le nostre ciaccole. Io inizio, vi saluto intanto. Benissimo, buonasera a tutti quanti. Questa è la manifestazione centrale un pochino della Settimana del Vetro e quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo tre premi differenti, cioè ne abbiamo molti di più, ma insomma 3 sezioni differenti. Il nostro premio dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere e Arti, che quest'anno è alla 9ª edizione. Il premio di Autonoma, che per il progetto Under 35, fra quelli che sono esposti a Palazzo Loredan, è il premio della Fondazione di Venezia, che è un nuovo premio che viene dato a una dei progetti più interessanti della Venice Glass Week. Io devo dire solo 2 parole, voglio salutare soltanto un momentino dicendo questo, che abbiamo girato moltissimo questi giorni, abbiamo visto tantissimi progetti in giro per Venezia, tutti straordinariamente interessanti. Ne vengono premiati alcuni, ci tengo a ricordare così soltanto alcuni che mi vengono in mente. Il primo è quello del nostro partner Promo Vetro, che è Toys al Museo del Vetro. Se non avete ancora visto, andate, perché sono giocattoli in vetro, c'è veramente un lavoro di 14 aziende per produrre questi giocattoli utilizzabili dai bambini, è veramente divertente. Voglio ricordare anche progetti che vengono da lontano, Fresh, che viene dalla Finlandia, sono alcune ragazze, 8 ragazze che hanno già partecipato negli anni passati a The Venice Glass Week, erano giovani, adesso sono sempre giovani ma un po' più grandi, si sono coordinate e sono venute di nuovo a giocare al vetro a Venezia, con un progetto molto importante fatto anche di conferenze, di prove in vetreria, una cosa molto interessante. Ca' Foscari e UAV hanno un progetto sul riciclo che ci ha colpito moltissimo, perché è quello che noi ci aspettiamo nel futuro, cioè la possibilità di un vetro sostenibile. Poi ci sono lavori invece non progetti, ma lavori di singoli bellissimi, tutti bellissimi. Non voglio ricordarne uno in particolare perché sono tutti veramente molto molto interessanti. Ecco, a questo punto do la parola a Francesco. Buonasera, grazie a tutti voi per la calorosa e grande partecipazione, e anche a voi che siete presenti e anche a chi ci segue in diretta da casa sul canale YouTube. Di The Venice Glass Week. Uno, e deve essere questo. Sai che non so. Chiedo scusa. Provo di nuovo. No. Vado. Tu sai spegnerlo? Qui la tecnologia non ci aiuta. Pronto? Sì? Funziona? Oh, perfetto.
È per me davvero un grande onore essere qui stasera per celebrare l'arte del vetro in questa piena settimana con idee, forme, colori, riflessi che hanno onorato con la sua arte anche quest'anno la sua città natale. E per prima cosa vorrei presentare i relatori della serata e qui accanto a me Gabriella Belli come direttore della Fondazione Musei Civici e in rappresentanza del sindaco, e Rosa Barbarier, storica del vetro, per il premio Glass in Venice, e quindi Paola Marini per il premio Fondazione di Venezia e Marcantonio Brandolini d'Adda per l'Autonoma Residency Prize. Il mio fascino per il vetro antico risale a quando avevo avuto 5-6 anni. Sopra un pianoforte c'era una grande bottiglia trasparente, quasi quadrata. Sembrava emanare un alone magico, sembrava viva e dovevo capire se la luce venisse fuori da dentro. Fu un disastro perché il coperchio andò in 1000 pezzi, impossibile da mettere a posto. Fu considerata un'azione da peccato mortale e necessaria di confessione. Però nonostante quello, il fascino di quel magico alone di luce che avvolgeva quel vetro e che vedo in tutte le opere che guardo non è mai svanito. Comunque ora passerei la parola a Gabriella Belli e poi a Rosa Barbarier, membro della giuria del premio Glass Week in Venice e presidente del comitato scientifico di The Venice Glass Week, per l'inizio delle premiazioni ed in particolare per il premio Glass in Venice. Grazie Francesco. Beh, davvero, diciamo che questo è il premio forse più che ha un'anzianità maggiore, perché sono 9 anni. Gli altri premi altrettanto importanti, come dire, seguono, e quest'anno anche qualche altra novità con questo premio della Fondazione Venezia. Dunque è un momento davvero importante. Noi siamo onorate di essere qui a parlare, pur velocemente perché vedremo dei video sempre molto belli realizzati, di questi 2 straordinari artisti che quest'anno sono stati selezionati come vincitori di questo premio. Una donna e un signore, diciamo un'artista alla quale tra l'altro la Fondazione dei Musei Civici è molto legata, Federica Marangoni, un'artista che abbiamo conosciuto ben oltre la sua attività con il vetro, perché è una protagonista del mondo dell'arte contemporanea in Italia. Un artista che tutti sappiamo ha dato anche grande impulso in anni davvero non sospetti per il vetro, lavorando nelle fornaci di Murano e portando un contributo molto forte nell'ambito, diciamo, da una parte di un'azione artistica molto concettuale, ma dall'altra parte anche un artista che ha saputo attraverso il design far esprimere al vetro il massimo delle sue potenzialità. Federica Marangoni è una figura davvero storica, lo dico con affetto, della Venezia culturale, di questa Venezia che ha saputo però non rimanere limitata dentro, diciamo, sull'isola. Tutti sappiamo che ha alle spalle una carriera importante, anche una carriera accademica importante a New York in particolare, ma anche con corsi e lezioni un po' in altri luoghi importanti d'America. Ma diciamo che è un artista che, pur lavorando tanto anche fuori Venezia, poi ha sempre straordinariamente dedicato la sua attenzione anche a questa città. Credo che sia importante per lei questo riconoscimento. Diceva prima, mentre arrivavamo, non sono molto abituata ad avere premi, quindi non sono, come dire, non è per questo certo che si lavora, però all'apice di una carriera così significativa penso che possa essere un momento
anche di soddisfazione, perché questo premio è veramente un premio dato non tanto alla carriera ma tanto al suo straordinario talento d'artista. Credo che adesso ci sia un video, oppure prima c'è che riguarda Federica Marangoni, poi ci saranno le motivazioni del premio. Ecco, allora bellissimo il video, bravo, come sempre, una bella sintesi. Abbiamo visto anche il tuo lavoro meraviglioso con il neon e con la luce, oltre che con il vetro. La città speriamo che a breve ti renderà anche un omaggio con un progetto più importante. Ecco, Rosa, a te le motivazioni. Però vorrei prima dire due parole personali. Ah, certo. Posso? Allora, prima sono orgogliosa di essere amica di Federica, che è una donna bella, simpatica e tosta. No, io ricordo per esempio che quando abbiamo fatto la mostra di inaugurazione di Palazzo Franchetti, tutti avevano bisogno di aiuti per installare le loro opere. Lei è arrivata con un'opera enorme e armata di martelli, cesoie, eccetera, era assolutamente indipendente. Però devo anche dire un'altra cosa. Non so se sbaglio, ma lei ha avuto un marito che l'ha supportata sempre. Cioè, è vero o no? Ma anche supportata, perché non è così facile in un uomo che oggi ha quasi 90, accettare una moglie indipendente e una creativa. Per cui credo che in qualche modo si possa riconoscere anche lui un piccolo merito. Posso dirlo, Federica? Sì. Però, insomma, dai, concedigli questa cosa. Perché non è così facile pensare a una donna che ha lavorato fin dagli anni 70 che avesse un uomo, un marito che comunque accettasse le sue trasferte fuori dall'Europa e che lavorasse con una certa indipendenza. Quindi io affermo la mia amicizia, il mio apprezzamento affettuoso per Federica, ma anche in qualche modo un riconoscimento per il suo caro Gigi. Posso dirlo? Scusate se ho avuto questa piccola estemporanea così. Comunque leggo la motivazione che abbiamo pensato in tanti. Venezia è orgogliosa di lei. Questa è la motivazione e credo che sia condivisa da tutti. Federica Marangoni è un'artista che fin dagli anni 70 ha creato opere e grandi installazioni di forte impatto concettuale, nelle quali ha usato il vetro accanto in alternativa ad altri materiali espressivi. Devo dire che è stata tra le prime che nelle installazioni, tra i primi artisti, ad usare il vetro, valorizzandone l'impatto, diciamo, espressivo e concettuale. Ha lavorato nelle fornaci di Murano anche per la realizzazione di lavori di design e decorativi, ricordo alcuni pezzi molto belli, di assoluta originalità. Le sue opere sono state esposte e collezionate in spazi pubblici e istituzionali, museali di tutto il mondo. Marangoni ha proclamato in una sua installazione Art as no sex e lo ha dimostrato con tutta la sua intensa e incisiva produzione artistica.
Venice is proud of her. Federica Marangoni is an artist who since the 1970s has been creating works and large installations of a high conceptual impact, in which she uses glass alongside or instead of other expressive media. She has also worked in Murano Glassworks to make absolutely original decorative and design pieces. Her work have been shown and collected in public spaces and museums all over the world. Marangoni proclaimed in one of her installations that art has no sex, and has demonstrated this with all her intense and incisive artistic production. Grazie e brava Federica. Se ora puoi avvicinarti. Adesso Sì, allora, per la premiazione, e aggiungo i miei più sentiti complimenti di vecchio amico. Respiravo l'aria a casa. Andiamo, vieni. Vengo anch'io. Sei stata brava. Brava! Bene, allora passiamo al secondo artista che viene premiato. Parliamo di Mauro Bonaventura. Io ho conosciuto il suo lavoro in occasione della mostra Murano Oggi, e devo dire che questo lavoro mi aveva subito molto impressionata e anche entusiasmato per la tecnica particolarissima, per l'uso di una tecnica particolare in maniera così creativa e intelligente, fuori dalla banalità anche di altre creazioni che magari con questa tecnica possono essere utilizzate. Bonaventura è un artista, e poi mi ha anche molto impressionata il fatto che, leggendo la sua biografia a suo tempo, avevo scoperto che lei si è diplomato in elettronica, oltre che poi il liceo artistico, eccetera. Quindi un curriculum vitae che in qualche modo, però, guardando i suoi lavori, si capisce questo talento tecnico-scientifico nell'approccio alla materia. Diciamo che però dopo questo avvio iniziale, insomma, poi il suo destino è stato segnato dalla frequentazione delle fornaci, dal fatto che a un certo punto lei diventa autonomo e indipendente, e che grazie a questa tecnica così particolare riesce a creare davvero un mondo immaginario veramente straordinario, dove la tecnica diventa supporto anche di una creatività qualche volta surreale, qualche volta anche diciamo di un mondo un po' onirico, dove certe piccole figure che entrano dentro questi grandi anche globi, eccetera, diciamo che sono vere e proprie opere d'arte che si staccano da un'idea della produzione diciamo tout court. Quindi credo veramente che per Murano, per Venezia, poter coltivare talenti e anche premiare talenti come il suo, insomma, sia un obiettivo importante per questo vetro che vogliamo, tutti noi qui riuniti, vogliamo che in qualche modo davvero diventi un punto, diciamo, diventi una tecnica, un materiale che tutto il mondo possa utilizzare, possa guardare, rimanendo ovviamente legato estremamente al destino
di Murano. Ecco, adesso Rosa leggerà le motivazioni, magari dice qualcosa anche per lui, non so, non della moglie però. No. Beh, nel caso del marito di Federica, in questi tempi di femminismo doveva essere riconosciuto. No, Siamo d'accordo, Gabriella? assolutamente. Allora, io devo dire che ho la fortuna in questa giornata di incontrarmi con due amici, non solo Federica ma anche Mauro, che mi ha sempre colpito per il suo entusiasmo assoluto per quello che fa, che non è da poco nel mondo di oggi, in tutti i settori, e soprattutto per la volontà di sfidare i limiti della materia con cui lavora. Quindi sempre al di là, sempre qualcosa, cioè è qualcosa di ammirevole, per cui lui pensa delle cose e poi fa di tutto per riuscire a realizzarle con la materia a vetro. Leggo la motivazione, quindi Mauro, sono felice di vederti e tutti credo lo sono con me. È un artista vetraio, quindi lui è anche l'artefice delle sue opere, che ha dimostrato straordinarie capacità tecnico-esecutive e creative nei suoi lavori in vetro modellato a lume. Approdato quasi per caso, come diceva la dottoressa Belli, nel mondo del vetro muranese negli anni '80, si è appassionato a questo materiale, decidendo nel decennio seguente di dedicarsi alla lavorazione a lume e di aprire un proprio studio. Bonaventura, grazie alla sua intelligenza e pervicacia, è riuscito a maturare una straordinaria perizia tecnica che gli ha permesso di creare opere inusuali per forme e dimensioni, frutto del suo personalissimo estro creativo. Grazie. Adesso facciamo scorrere il video e poi leggeremo la motivazione in inglese. Grazie. Mauro Bonaventura is a glass artist who has shown extraordinary technical, executive, and creative abilities in his flame-worked glass pieces. Having come to the world of Murano glass almost by chance in the 1980s, he was excited by this material, and in the following decade decided to devote himself to flame working and open his own studio. Bonaventura's intelligence and obstinacy has allowed him to develop an extraordinary technical skill and create works of unusual shape and size, thanks to this very personal talent. Grazie Mauro, complimenti. Se vuoi avvicinarti a ricevere il premio. Bravissimo. Ringrazio Gabriella Belli e Rosa Bavaria
Mentasti per aver attribuito con quelle preziose parole di riconoscimento i premi Glass in Venice. E vorrei invitare Marcantonio Brandolini Dadda, direttore creativo di Laguna B, per il premio Autonoma Residency Prize, di cui è presidente della giuria, ed anche membro del comitato scientifico di The Venice Glass Week, a cui passerei la parola. Hello, everybody. Oh, wait. Hello, everybody. I will speak in English as the winner. I think she will not speak Italian, but maybe yes. The prize has been established 2 years ago by Laguna B and Pilcher Glass School in Seattle, and consists in a 2-month residency at Pilcher Glass School in Seattle. And in my opinion, it's one of the most prestigious residency in the glass field. It really gives the artist the capacity of having time and explore the material in a contest which is surreal. If I think most of you knows what Pilcher Glass School is, but if you don't, I suggest you to check out and see the beauty of that space. So the jury has been composed by Benjamin Wright, who is the creative director of the Pilcher Glass School, Tino Fiero, who is the former creative director of Pilcher Glass School and also an important person in our company and in the foundation of the Autonoma programs. The third jury is Caterina Toso, who's an incredible glass historian from Murano. She's young and she has a lot of talent. And the fourth one is Alma Zevi, who's a great friend and also an incredible gallerist and contemporary art expert. So together we choose the winner, and I'm happy to announce that Vendulka Prachlova is the winner of the second edition of the Autonoma Prize. The motivation that Vendulka Prachlova use of 3D digital technology to realize form, combined with her sculptural methods articulated in the glass castings, creates visually strong works. The piece, Smesi Mixture 009, exemplifies visual and metaphorical strength. Vedulka's work is well suited for the emerging artist in residency program at Pilcher. She will have the time and space to explore further this series and her studio practice. L'uso di Vendulka Prachlova della tecnologia digitale 3D per creare le forme, unita ai suoi metodi scultorei articolati nella fusione del vetro, dà vita ad opere visivamente forti. Il pezzo Smesi Mixture 009 esemplifica una forza visiva e metaforica. Il lavoro di Vendulka è adatto per il programma di residenza Emerging Artist alla Pilhook Glass School. Vendulka avrà tempo e spazio per esplorare ulteriormente questa serie e la sua pratica artistica. My health compliments to Vendulka Prachlova, and if she can come here to get the prize.
little project that is really like that. Non so se vuole dire qualcosa. Dovresti dire qualcosa? Would you like to say something? Okay, might say that it was really sudden. I really didn't expect it because compared to the selection of the works, I think that might have been a little bit different. So maybe it was also the reason why it's maybe been chosen. But I just want to say then thank you, and it's amazing to be in Venice and actually to be rewarded for my art efforts. Grazie Vendulka e grazie Marcantonio, e chiamerei adesso sul palco Paola Marini, consigliere generale della Fondazione di Venezia e membro della giuria del premio Fondazione di Venezia per the Venice Glass Week, e Giovanna Palandri, che oltre ad essere la cancelliera dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, è anche nella giuria del premio Fondazione di Venezia. Paola, è tutto nelle tue mani. Grazie, buonasera a tutti, mi fa molto piacere essere qui a rappresentare il professor Michele Bugliesi, che è presidente della Fondazione di Venezia, e il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, che hanno deciso con convinzione di sostenere questa edizione della Venice Glass Week. La Fondazione di Venezia, che è erede della Cassa di Risparmio, l'antico istituto bancario della città, ha anche ereditato dalla Cassa di Risparmio un'importante collezione di vetro, ma soprattutto è interessata a sostenere questa iniziativa che mette luce nel vetro veneziano una delle grandi attività artistiche, ma industriali e imprenditoriali, che hanno fatto la storia di questa città e che continuano a farlo anche in tempi così cambiati, e che continua a essere uno dei punti di riferimento nel mondo. In che cosa consiste il sostegno della Fondazione? Un supporto generale all'organizzazione della Glass Week, ma anche nell'istituzione di questo nuovo premio. Un premio in denaro, anche se non molto, ma che comunque vuole essere anche un segno tangibile, e qualora la Commissione lo ritenga, delle menzioni, che in questo caso sono state 2, e a cui si è aggiunto anche un encomio. Devo dire che personalmente per me è stata un'esperienza molto interessante lavorare con Giovanna Palandri, che è veramente una delle anime di questa iniziativa, e con Jean Blanchard, dal quale ho imparato, e tanto più la nostra stanchezza aumentava girando in queste giornate così calde, tanto più invece Jean Blanchard si eccitava al contatto con il vetro e non avrebbe terminato mai di salutare, di spronare, di incoraggiare, veramente volava da una fornace all'altra, da un artista all'altra. Quindi io vorrei iniziare con la menzione, che quest'anno l'encomio esattamente, che è una iniziativa che però mi sembrava doverosa a chi si è speso per la curatela, la ricerca critica, e quindi l'encomio va a Cristina Beltrami per la qualità e la dedizione del suo apporto critico e curatoriale nel campo del vetro. Brava. Cosa dobbiamo darle? Uno di quei...
This commended tradition is given to Cristina Beltrami for the quality and dedication of her critical and curatorial contribution in the field of glass. Cristina, posso farti una domanda? Come ricorderai questo anno in cui il vetro ti ha coinvolto e avvolto completamente? Come una grandissima sorpresa, ma anche un anno molto divertente, perché ci siamo tutti molto divertiti nell'allestire queste 3 mostre. Infatti vorrei veramente con grande emozione ringraziare tutti, ringraziare anche, tra virgolette, i miei artisti che vedo in sala, Benedetta Gaggia e Gilberto Rivabene, non vedo perché è inamovibile, Bruno Amadi, e soprattutto anche ringraziare i musei veneziani che ci hanno accolto con grande entusiasmo e generosità. Vedo qui la dottoressa Squarcina, abbiamo 2 progetti appunto nei loro musei, quindi naturalmente anche Gabriella Belli al Museo di Storia Naturale e al Museo di Palazzo Mocenigo, e poi un grazie anche al Museo Archeologico Nazionale di Venezia e quindi a Nicoletta Giordani. Davvero credo che la Glass Week in questi 5 anni sia cresciuta tantissimo, ci abbia dato una grande lezione su come lavorare tutti insieme in maniera trasversale attraverso appunto tutte le istituzioni veneziane e in nome di questa grande passione che si chiama vetro, muranese e non. Grazie. Grazie Cristina. E ora passerei alla prima menzione speciale, dando la parola a Giovanna Palandri. Prima menzione speciale va a Hugh Findlater per l'installazione From My Little Pond Side to the Grand Canal. Il progetto del giamaicano Hugh Findlater, internazionalmente conosciuto per le sue teste ritratto, è dedicato al mare, ai pesci, sia a quelli dei suoi Caraibi, sia a quelli della laguna. Findlater li fa nuotare insieme in un mare finalmente pulito. Si tratta di un lavoro molto poetico, eseguito grazie all'abilità di uno dei grandi maestri muranesi, Oscar Zanetti. Tirare il premio. Se può venire. The first special recognition is for Hugh Findlater for the installation From My Little Pond Side to the Grand Canal. The project by Jamaican artist Hugh Findlater, internationally known for his portrait heads, is dedicated to the sea, to fish, both those of his Caribbean waters and those of the lagoon. Findlater enables them to swim together in a sea that is finally clean. It is very poetic work, realized thanks to the skill of one of the great Murano masters, Oscar Zanetti. Okay. I'd like to take this minute, questo momento, per ringraziare Murano per tutta la gente che deve sopportare la mia follia. E questo non è niente, vedrai cosa succede. Siamo qui per vincere. Murano, io sono dietro di loro, davvero, vetro. Grazie. Grazie Hugh, e adesso passerei alla seconda menzione speciale, dando di nuovo la parola a Giovanna Palandri. Allora, la seconda menzione speciale va al progetto La Bocca del Fuoco. Una corsa notturna attraverso 7 secoli e 9 fornaci, promossa da alcuni atleti della ASD Venezia Runners Atletica Murano, che coinvolge gli abitanti e ospiti in una serata di scoperta e di celebrazione dell'isola di Murano e del suo vetro. Se vuole avvicinarsi un rappresentante.
The second recognition is for the project La Bocca del Fuoco, a non-competitive nighttime race through 7 centuries and 9 furnaces, promoted by the association ASD Venezia Runners, Atletica Murano, involving residents and visitors, in an evening of discovery and celebration of the island of Murano and its glass. Sì. Sabato saranno circa 500 persone, diciamo in gran parte veneziani e mestrini dell'entroterra, ma anche foresti. E passeremo attraverso, quest'anno sono 7 fornaci, Cofascuro, perché partiamo alle 7:15 e entreremo correndo e camminando attraverso appunto le 7 fornaci che sono in attività. Volevo solo aggiungere che col Presidente diamo dentro sul pacco cosiddetto regalo c'è un'osella che io, se riesco, così vedete, abbiamo riprodotto ovviamente, ecco qua, del maestro Fabiano Amadi. Questa è l'osella che ogni concorrente riceverà nel pacco gara, ed è l'osella, sapete che nel 1521 Grimani, durante la Lega di Cambrai, dava 5 anatre in omaggio al Maggior Consiglio, ma in quel periodo non c'era niente da mangiare e allora si passò all'osella e noi l'abbiamo riprodotta così. Bene. Complimenti. A voi, grazie. Ora siamo al premio, anche questa era parte del premio Fondazione di Venezia, ma siamo al primo premio che va alla mostra Czech Glass Quo Vadis. E la motivazione è la seguente, che si deve alla penna alata e anche alla magnifica grafia molto alla Gioponti di Jean Blanchard. All'Expo di Bruxelles, 63 anni fa, nel 1958, il mondo scoperse un nuovo modo di fare vetro, di far cantare il vetro. Non a caso era l'anno in cui i 9 atomi di una cellula vennero sintetizzati architettonicamente nell'atomium proprio dell'Expo di Bruxelles. Non a caso perché il vetro ceco ha qualcosa di profondamente scientifico. 10 orchestrali, questa volta, della sinfonia Quo Vadis, sono degni eredi della scuola dei coniugi Stanislav Libensky e Jaroslava Bristkova. Questa orchestra, creata apposta, quindi il progetto per The Venice Glass Week 2021, è composta da alcuni solisti, alcuni dei quali di fama internazionale, rappresenta egregiamente il mondo del vetro ceco contemporaneo. Se possono... Sì? At the Brussels Expo, 63 years ago, in 1958, the world discovered a new way of making glass, making glass sing. It is no coincidence that it was the year in which the 9 atoms of a cell were architecturally synthesized in the atomium, right at the Brussels Expo. It's not surprising because Czech glass has something deeply scientific about it. The orchestra of 10 performers in the Quo Vadis symphony are worthy heirs of the school of Stanislav Libensky and Jaroslava Bristova. This orchestra created especially for the Venice Glass Week 2021
is composed of a number of solists, some of whom are internationally renowned, collectively representing the world of contemporary Czech glass extremely well. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Allora, come Giudecca Art District, che abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare questo evento, volevamo ringraziare innanzitutto la Venice Glass Week per il gran lavoro che ogni anno fate, la Fondazione di Venezia, il nostro staff di GAD e soprattutto il partner che ha reso possibile questo evento, Artlines. Grazie mille. Scusami. My first speech from the language Italy. Grazie prima di tutto alla giury per aver premiato il nostro progetto Czech Glass Quo Vadis come il migliore. È un grande onore e piacere per noi, la apprezziamo. Grazie al curator Marika Galova, architect Jiří Novotný, and really special, molto grazie all artists and all our friends from GAD, Giudecca Art District and Artlines. Grazie mille. Buonanotte. Concludendo, grazie infinite ancora. E concludendo, la mia curiosità, oltre al vetro, si allargò anche a come erano fatti gli specchi. Ce n'erano vari a casa che potevo rompere, però questa volta forse era meglio passare prima dalla teoria e poi alla pratica. Mi capitò per le mani un'enciclopedia di scienze universali del 1603, dove spiegavano scientificamente i metodi, le percentuali di argento, arsenico e stagno, fino a queste parole conclusive che vi leggo. Ma in effetti mi pare che gli specchi siano malissimo coso da tenere nelle case, impero che, specchiandosi una bella donna, essa si piglia vanagloria e fa peccato, e specchiandosi una che sia brutta, si conturba e parimenti pecca. E per questa ragione gli specchi sono mala cosa nelle case, e tanto più quanto a d'oggi non solo le donne, ma gli uomini ancora si vogliono specchiare. Vi ringrazio ancora tutti per la vostra calorosa partecipazione, non solo a voi ma anche chi ci segue da casa. Ringrazio tutti i relatori che sono stati meravigliosi e devo anche ringraziare il comitato organizzatore del Comune di Venezia, la Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Giorgio Cini con il progetto Stanze del Vetro, frutto della collaborazione del Pentagram Stiftung, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano, gestore del marchio della Regione del Veneto, Vetro Artistico Murano, e gli sponsor che hanno reso possibile questa edizione del festival. Regione Veneto, Fondazione di Venezia per il premio Fondazione di Venezia, Apice per le conversazioni on glass, Vela, Vistosi, Michelangelo Foundation, Nexa per the Venice Glass Week Tours, Art System per the Kids Program e il sito web da parte di Dura di Firenze. Grazie ancora a tutti per la vostra partecipazione e la pazienza, anche perché ci ha visto dal canale di YouTube, e si avverte che il museo a Palazzo Loredan sarà aperto fino alle 21 stasera per vedere le opere di Federica Marangoni, Mauro Bonaventura e Vendulka Prhalova, e ora andiamo a berci qualcosa. Grazie della vostra pazienza.